Professoressa Alessandra Tognazzo, docente presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Allora, dal suo punto di vista, ecco, come la intende lei l'educazione finanziaria? L'educazione finanziaria è importante, ma è importante non solo perché ci fa conoscere alcune materie tecniche, ma soprattutto perché ci può dare degli strumenti che sono utili anche a prevenire alcuni casi di vera e propria violenza. Perché all'interno di questa rete io ho imparato che ci sono dei casi in cui il capitalismo, diciamo così, può manifestarsi con una modalità di controllo, soprattutto verso il genere femminile, che lo porta a subire aggressività, parliamo di stalking, ma arrivare fino al femminicidio e quindi mettere veramente in pericolo alcune vite umane. Quindi imparare delle competenze tecniche, sviluppare una propria autonomia nella gestione della parte finanziaria, sia all'interno della famiglia, ma poi anche riuscire a creare dei percorsi di carriera all'interno del mondo del lavoro, essendo riconosciute per quello che si fa, è importante perché fa prevenire molti fenomeni anche pericolosi.